pensiero del giorno, mercoledì 10 aprile. La pace inizia da me. Vi do la mia pace. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 27. Sul nostro pianeta sono attualmente in corso una trentina di conflitti armati. Alcuni fanno notizia ogni giorno, altri sono dimenticati, ma non per questo meno crudeli. La violenza, l'odio e le aspre lotte sono presenti anche in quei paesi che dovrebbero vivere in pace. Ogni nazione, ogni persona sente un profondo desiderio di pace, armonia e unità. Eppure, nonostante gli sforzi, non riusciamo a raggiungere una pace stabile e duratura. Gesù è venuto sulla terra per portarci la pace, una pace che non è, dice, come quella che il mondo dà, perché non è semplicemente l'assenza di guerra. La sua pace è anche questo, ma è anche molto di più. È la pienezza della vita e della gioia, è la salvezza di ogni persona, è la libertà e la fratellanza d'amore tra tutti i popoli. Egli stesso è la nostra pace e per questo può dire: la mia pace vi do. Cosa ha fatto Gesù per darci la sua pace? L'ha pagata personalmente, morendo sulla croce. Ha riunito gli esseri umani con Dio e tra loro, creando così una famiglia universale sulla terra. Costruire la pace richiede da noi stessi lo stesso amore potente, un amore capace di amare anche chi non corrisponde al nostro amore, un amore capace di perdonare, di vedere oltre l'etichetta di nemico, di amare il paese dell'altro come il nostro. Ci chiama a trasformarci da persone vili ed egocentriche, interessate solo ai propri affari, in piccoli eroi, persone comuni che ogni giorno servono il prossimo e sono disposte a dare anche la propria vita per il bene dell'umanità. Ci chiama ad avere cuori nuovi e occhi nuovi che ci facciano amare gli altri e vedere tutti come candidati alla fratellanza universale. Dobbiamo testimoniare valori autentici e diffondere atteggiamenti di tolleranza, di rispetto, pazienza, perdono e comprensione. Cerchiamo di vivere in questo modo per essere il lievito di una nuova cultura di pace e di giustizia. Vedremo rinascere in noi e attorno a noi una nuova umanità. Chiara Lubick, estratti al commento alla Parola di Vita, gennaio 2004. Parola di Vita, aprile 2024. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore.